Buongiorno a tutte e a tutti. Per la Scuola del Popolo della CGIL di Oristano proseguiamo l'analisi della storia dei minatori sardi. Abbiamo visto alcuni cenni storici per inquadrare il periodo che intercorre dal 1100 d.C. sino alla prima metà del XV secolo. Oggi invece vedremo le principali zone interessate dall'attività di scavo e soprattutto i siti in cui avveniva la trasformazione del minerale estratto. Attorno a Villa di Chiesa, la città dell'argento, giunsero da tutta la Sardegna, ma anche da diverse regioni italiane e dall'estero, in particolare dalla Germania, flussi di lavoratori per operare nel territorio. La legislazione dell'epoca permetteva lo scavo di una fossa, segnando con una croce il luogo in cui si intendeva iniziare i lavori. L'alta valle del Cigirri si popolò di villaggi sparsi in ogni angolo, vicini soprattutto agli affioramenti di minerale. Noi proveremo a cercarli utilizzando una carta dell'Istituto Geografico Militare, affiancandola alla carta mineralogica della Sardegna e, analizzando il breve di Villa di Chiesa, potremo conoscere le principali miniere o fosse attorno all'attuale Iglesias. Gli studiosi hanno appurato importanti presenze e interessi minerari anche in altre parti dell'isola. Dal 1100 al 1350 furono numerosissime le miniere in esercizio. I siti minerari più importanti e numerosi però li troveremo nella curatoria del Sigerro, l'area attorno a Villa di Chiesa, l'attuale Iglesias, dove alcuni scavi sono giunti intatti sino ai nostri giorni. Noi partiremo dai toponimi che contengono la parola monte, che nel breve ha un significato particolare. Nei toponimi attuali dovremo cercare quindi le parole appunto in cui monte si affianca ad altri nomi. Troveremo Monteponi. Dovremmo cercare, perché nel contenuto nel breve, Monte Palmara, dovremmo cercare Monte Nuova o Monte Nuovo, e ne troveremo tantissimi, Monte di Pietra Carfitta, Monte di Malva, che probabilmente è Monte Mnarba, e Mont Malau. Questi sono i toponimi contenuti nel breve di Villa di Chiesa. Il primo indica una delle miniere più importanti dell'Iglesiente, giunta in attività sino alla fine del secolo scorso. Monte Narba invece è in un'altra zona della Sardegna. Gli altri luoghi di miniera in alcuni casi sono un po' calati nel mistero, altri presenti con similitudini nei toponimi attuali, sono sedi di miniera o di importanti opifici. Il breve cita Ghiandali, non ben identificato, Sigulis, una località probabilmente tra Sant'Angelo e Grugua, un'area importante che abbiamo visto anche nelle precedenti pillole, nel triangolo Bugerru, Flumini Maggiore, Iglesias. Barecca, sicuramente il toponimo è storpiato, è l'attuale Barega, una miniera ai confini tra Iglesias e Carbonia. Poi c'è Baratuli, anche questo non identificato, Bangiargia, una località a ovest della città, attualmente nel toponimi è Bingiargia. Poi Antasa, è sicuramente Antas, sede dell'omonimo tempio punico romano, che abbiamo visto nelle precedenti pillole. Poi c'è Conese, certamente Gonnesa, era sede di siti minerari, ma anche di una importante fonderia di minerale. E poi Cannonica, una fonderia oggi ricoperta dall'acqua del lago Corsi, i cui resti d'estate, quando il lago insecca, riemergono. Poi ci sono Villa Massargia e Domus Novas, due cittadine nell'Interland Eglesiente, sedi di importanti fonderie nel periodo pisano. Come dicevo, gli studiosi però hanno individuato anche altri siti. Nelle carte minerarie sono indicati in francese come lavori pisani, scavi che troviamo nei pressi di Narcao, nell'area sulcitana, fino a Teulada, a Serri, vicino a Carbonia,
e poi importanti ritrovamenti di epoca pisana, oggi cancellati dagli scavi successivi, furono fatti anche a Montevecchio e a Flumini Maggiore, che a quei tempi appartenevano al giudicato di Arborea. Alcuni testi poi citano anche la Nurra con Montis Argenti, che dovrebbe essere l'attuale Argentiera. In questi siti operavano migliaia di lavoratori e nella prossima pillola vedremo cosa racconta il Breve su ruoli e mansioni e soprattutto come era organizzato il lavoro nelle fosse e nelle fonderie. Vi ringrazio.